Per il periodo del lockdown, avendo noi 4 attività e 2 laboratori, abbiamo pensato ad un unico obiettivo, appunto resistere e quindi comunque tenere aperto. Per rimanere aperti abbiamo pensato a come cambiare e modificare il lavoro per quello che ci era permesso fare, quindi asporto e consegne. Abbiamo cominciato a girare con le biciclette per tutta la città, col furgone ovunque ci chiamassero, anche per un cappuccino e una pasta, per intenderci, per cui tutto quello che ci era permesso fare lo abbiamo fatto pur di resistere e di rimanere aperti. Abbiamo assolutamente giocato in difesa perché la politica, seppur banale, è ogni euro risparmiato adesso è un euro guadagnato, seppur pensando poi al futuro rilancio, quindi non è che bisogna per forza risparmiare in tutto, ma dobbiamo in questo momento cercare di sopravvivere per poi rilanciarci appena sarà data la possibilità.